La prima cosa che ha fatto dopo essere uscito dal carcere è stato sequestrare e violentare ripetutamente una donna minacciandola di morte con una pistola. L'incubo per una 37enne albanese residente a Padova è iniziato sabato mattina quando riceve la telefonata da un numero sconosciuto. È un uomo che le dice che il figlio di 18 anni è in pericolo e con questa scusa l'attira nella sua trappola. Quando la donna esce di casa, il 36enne le mostra la pistola e la costringe a seguirlo in un appartamento del quartiere Palestro, dove la tiene segregata per alcune ore. Poi inizia la follia. La donna viene portata in un secondo alloggio disabitato. Il kosovaro consuma cocaina e inizia a violentarla. Abusi ripetuti per almeno 2 ore, fino a quando la donna, rimasta sola, vede la telefonata del figlio e capisce che è al sicuro, e a quel punto riesce a scappare dalla casa e corre in strada, dove chiede aiuto ad un passante che chiama la polizia. In poche ore gli agenti, grazie alle indicazioni della vittima, riescono a risalire al luogo in cui si sono consumate le violenze. Già nella giornata di domenica gli investigatori cominciano a fare dei sopralluoghi per cercare di individuare il luogo appunto dove è stata tenuta, sequestrata e poi si sono consumate le violenze sessuali ripetute, fino a che ieri mattina all'epilogo, quindi individuato l'appartamento, viene bloccato quest'uomo che è un cittadino kosovaro, irregolare. Quando i poliziotti della squadra mobile fanno irruzione nella casa del quartiere Palestro, trovano il 36enne kosovaro addormentato e lo arrestano. È irregolare, ha numerosi precedenti per furti, resistenza e immigrazione clandestina. Era uscito dal carcere Due Palazzi appena 24 ore prima, dopo aver scontato una condanna di 10 mesi. Si sta contestualizzando anche un movente, si stanno vagliando, c'è un movente ben preciso, probabilmente potrebbe essere stata vittima di una probabile vendetta, e quindi ripeto, l'importante era dare una risposta a questa donna, dare risposte alle donne, ripeto, contestualizzando l'accaduto, individuando e bloccando il presunto responsabile.